Spostiamo invece a Quinto di Treviso, dove il bar del paese, per anni gestito da cinesi, è tornato in mani venete. A rilevare l'attività è stata un'imprenditrice trevigiana. A festeggiare l'evento, con tanto di taglio del nastro, verde ovviamente come il colore della Lega, il presidente della Regione Veneto in persona, Luca Zaia. Un gesto politico contro l'invasione gialla da tempo denunciata dal Carroccio. La Regione smorza i toni e parla di inversione di tendenza che fa ben sperare in un quadro socio-economico che negli ultimi anni aveva visto molte attività commerciali passare in mani straniere. Ma sentiamo le parole di Luca Zaia al microfono di Saci Assi. Presidente, abbiamo riconquistato un bar ai cinesi. Beh, direi di sì, va ringraziata la signora che ha avuto il coraggio di rilevare questo bar dai cinesi. È una sorta di rivincita per il territorio, soprattutto perché la signora, oltre a lei, ha modo anche di dare lavoro a due persone in mobilità, e questa è una doppia vittoria. Presidente, i cinesi non pagavano le tasse, ora gli italiani pagheranno le tasse qui in Veneto? Ma noi abbiamo sempre pagato le tasse, la verità è che le tasse le devono pagare tutte, ma le tasse devono essere eque. E finiamola con questi stereotipi nel dire sempre che il nord non paga le tasse e gli altri sì, perché non è così. Piuttosto potremmo dire che da qualche altra parte in Italia si controlla meno.